Praticamente io vivo a Sant'Elia, si può dire, da circa 25 anni, nel senso che svolgo l'attività di medico in questo quartiere da 25 anni, anche se dormo fuori Sant'Elia, anche io ho una parte di me stessa che appartiene a questo quartiere. Sant'Elia non merita questo ennesimo schiaffo, non merita questa ennesima discriminazione, perché si tratta di una discriminazione. Per anni hanno propagandato grandi promesse per la realizzazione di questo quartiere, un quartiere che poi merita di essere veramente valorizzato per quello che è nella sua natura. Professor Azzeni, purtroppo per questioni di tempi e di audio, ma tornerà a fare un convegno sul patrimonio archeologico di questo quartiere, ha già aperto un varco, e quindi il patrimonio archeologico del Colle di Sant'Elia può essere fruibile da un punto di vista turistico, può essere una risorsa per questo quartiere. Per dire, ha parlato il geologo che ha detto a chiare lettere che il terreno su cui poggiano questi quartieri non possono assolutamente reggere l'impatto di un grosso impianto come può essere un ecocentro per le dimensioni. Parliamo di 6.000 metri quadri che andrebbe a occupare un'area verde, e verde pubblico di pregio, che è nella porta turistica della nostra città, quindi non sorge solo come schiaffo a questo quartiere ancora una volta, ma è la porta più bella di Cagliari, perché è da lì che poi partono gli itinerari di maggior pregio naturalistico, da lì parte l'itinerario per Molentargius, per il Poetto, per il colle, per il colle Calamosca e per il quartiere. Da un punto di vista paesaggistico, stasera non se n'è parlato di questo, ma lo splendore di questa zona della nostra città e della Sardegna è straordinario, per cui non può essere offeso con un ecocentro. Un ecocentro al servizio di chi? Al servizio della collettività di Sant'Elia? No, è al servizio di un'intera città, che è una città che si è fatta l'idea che Sant'Elia è un'appendice, lontana dagli occhi, lontana dal cuore. Questo è il problema. A parte questo, io capito tutti i giorni, vi dico, in un punto del quartiere, giusto per concretizzare le mie preoccupazioni. Piazza Falchi. In Piazza Falchi c'è un cedimento dei palazzi, i palazzi sono lesionati, il pavimento stradale via Prunas, San Bartolomeo, c'è un grosso cedimento della strada. Ma allora io chiedo, un ecocentro di 6.000 metri quadri che richiamerà un'affluenza di un numero enorme di auto, di cittadini da tutta Cagliari che verranno qui, per non parlare dei mezzi pesanti, il va e vieni. Sant'Elia ha due strade, via Borgo Sant'Elia e via Schiavazzi, ma è possibile che un incremento così spaventoso del traffico non porti inquinamento dell'aria? Non porti inquinamento acustico, ma dormiremmo sogni tranquilli con questi rumori? Io credo proprio di no. Sant'Elia, noi lo sappiamo che ha un'incidenza altissima di incidenti automobilistici su due strade. I nostri amministratori hanno provato a pensare a che cosa saranno gli incidenti stradali in queste due strade del quartiere. Dobbiamo pensarci noi a questo punto. Problema della salute, siamo così sicuri? Sant'Elia, badate bene che io questo lo vado denunciandolo da molto tempo, perché in 25 anni ne abbiamo visto di tutti i colori nei nostri ambulatori.
Perché Sant'Elia è fantastico, Sant'Elia è in un incavo che domina sul mare, che è un paradiso. Sarebbe un paradiso se non ci fosse la Saras e l'aerosol del Tecnocasic, che vuol dire che 24 ore su 24 noi siamo sottoposti all'aerosol di sostanza tossica, e lì va letta, attenzione, la chiave di lettura di tutte le patologie, l'incremento dei tumori. A Sant'Elia si muore molto di tumori. Le allergie anche fra i bambini hanno un'incidenza altissima. Patologie cardiovascolari, che sembra che ce le abbia date Gesù, ma anche quelle sono legate all'inquinamento ambientale. Quando i pazienti arrivano, e più di una volta mi dicono: ma sul davanzale della mia finestra ho passato il dito e ho raccolto polvere, io dico: mettetele in provette che dobbiamo esaminarle, ma succede questo. E allora, siccome la politica generale delle nostre amministrazioni a tutti i livelli è quella di promuovere inceneritori, di promuovere discariche, di promuovere... Gli ecocentri ci vanno bene provvisoriamente, ma devono essere piccoli e devono essere messi nei punti più idonei della città. Non ci può essere un ecocentro a ridosso del quartiere più popolato. Lo sviluppo demografico a Sant'Elia è enorme, è l'unico quartiere in espansione da un punto di vista demografico. Noi contiamo dal 12.000 ai 14.000 cittadini che circolano in quartiere tutti i santi giorni. Per cui, per non parlare, siccome San Bartolomeo è snob, lo sto citando poco. Sono i problemi che purtroppo accomunano due quartieri che sono quartieri di grande pregio. Per cui questo benedetto ecocentro, che ci hanno detto che è molto bello perché ci sarebbe anche a ridosso della Torre Eiffel. Io ho anche detto all'assessora: ho vissuto 3 anni a Parigi, non l'ho visto. Per cui noi non abbiamo l'anello al naso. Professor Azzeni, nome conosciuto e prestigioso, era residente, se non sbaglio, in via San Benedetto. Professore? Non mi ricordo. In centro. Amato talmente il quartiere, dopo aver fatto scavi e aver conosciuto la ricchezza del nostro colle, che si è trasferito qui. Il professore è un residente di Sant'Elia, per dire. Allora, impegniamoci per fare una battaglia, innanzitutto per la salute, perché la salute non può essere barattata con promesse politiche, perché nessuno potrà soddisfare quelle promesse, nessuno. Noi diciamo no all'ecocentro perché è brutto da un punto di vista estetico, perché offende la bellezza dei luoghi, perché danneggia la salute, perché lì il conferimento dei rifiuti pericolosi i nostri amministratori non ce l'hanno detto. Noi abbiamo dovuto studiare le loro cose per arrivare alla conclusione che possono essere, l'avvocato l'ha spiegato, che possono essere conferiti rifiuti pericolosi. Ci sono tutti citati nella normativa regionale, per cui per gli increduli, per gli scettici, invito a farsi una passeggiatina in quei dintorni. Quindi io adesso chiudo velocemente con un auspicio: cerchiamo di mobilitarci e di capire bene, di avere un senso di consapevolezza, anche chi dice voglio l'ecocentro, che sia un sì consapevole. Non possono passare le scelte sulla pelle e sulla salute della nostra gente. Io dico no a questo ecocentro. Grazie.